Quindi iniziamo subito questa quarta giornata nella quale ho il piacere veramente di iniziare ringraziando sia le organizzazioni con cui abbiamo promosso questa iniziativa, ma soprattutto le persone che hanno fatto parte del gruppo organizzativo, quindi Franco Campagna, Francesco Contin, Riccardo Mazzolo, Elisa Micelli, Elena Piccinato, Enrico Pusceddu, Carlo Squini e Cinzia Sut, e appartengono all'agenzia, a Confindustria Udine, a Ditedi, al Friuli Innovazione, al Polo Tecnologico Alto Adriatico e a Unicorn Trainers Club, con l'auspicio che il prossimo anno il nostro partenariato sia anche più vasto, perché direi che questa iniziativa veramente lo merita. Siamo un po', secondo me al quarto giorno siamo un gruppo che ha alcune, diciamo, ha uno zoccolo duro che quindi forse ha già sentito la mia introduzione, quindi io farò così, non mi ripeterò. Chi oggi invece ci ascolta per la prima volta potrà, secondo me, andare ad ascoltare le altre aperture dove ho dato qualche numero sulle start-up. E voglio invece dirvi quello che mi porto a casa da queste prime giornate. Abbiamo conosciuto delle realtà molto interessanti, abbiamo capito i fabbisogni meglio, abbiamo potuto già dare dei suggerimenti di cosa utilizzare per i fabbisogni che sono emersi. Ad esempio un'azienda ci ha detto sì, ci contattano big players, però non abbiamo ancora le capacità manageriali per gestire bene la contrattualistica e quindi tutelare anche le nostre innovazioni, e quindi abbiamo pensato subito di ricordargli che si è appena aperto il bando per l'innovazione organizzativa e il management, dove sono finanziati anche i corsi, i master di alta formazione manageriale. E poi abbiamo visto crearsi delle collaborazioni fra start-up stesse, quindi è successo in tutte le giornate finora, che le stesse start-up mi hanno detto però potrei forse avviare una collaborazione con l'altra che ha delle competenze complementari. E come sappiamo il Friuli Venezia Giulia è una realtà ricca e vivace sotto questo profilo, ma il nostro intento è di renderla ancora più ricca e vivace e quindi di modernizzare tutto il tessuto produttivo regionale spingendo proprio sulle start-up innovative. Quindi vi colgo l'occasione per invitare tutti ad utilizzare di più le opportunità che il sistema mette a disposizione, Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso gli assessorati al lavoro e alle attività produttive, ma anche tutto il sistema dei partner. Ci sono veramente tanti piccoli e grandi progetti mandati avanti da aree di ricerca, da Friuli Innovazione, dai cluster, e veramente molti dedicano attenzione alle start-up innovative. Per quanto riguarda il mondo regionale, utilizzate il servizio Avvisami, iscrivetevi a questo servizio che è previsto sulla home page della regione, perché da lì riceverete una mail automatica su quello che vi può interessare di più, e vi assicuro che di bandi aperti ce ne sono molti, ma molti altri si vanno ad aprire in queste settimane. E cito uno su tutti, quello della ricerca e sviluppo, che sicuramente per le start-up innovative è quello più interessante, sia per se stessi che per i propri partner. Quindi a questo panel di aziende che sono in teoria e in pratica più dinamiche e smart, ricordiamo l'opportunità di utilizzare tutti i bandi anche per favorire l'utilizzo dei propri servizi da parte dei propri clienti. Molte cose che voi fate sono spese ammissibili sui bandi per le aziende alle quali vi rivolgete. E noi come agenzia, insieme al team per la ripresa, siamo anche a disposizione, come tutti i partner dell'iniziativa odierna, per aiutarvi a entrare sulle logiche di queste opportunità. Al team per la ripresa partecipano il CATT, quindi il Centro di Assistenza Tecnica del Terziario, il Centro di Assistenza Tecnica dell'Artigianato, Confindustria Udine, Confindustria Alto Adriatico e l'Associazione Piccola Impresa. Quindi davvero copriamo tutte le esigenze con un team di 30 professionisti. La visibilità che oggi vediamo in questo panel, che sembra ristretto, ma in realtà mi dicono che in questi giorni tutti i webinar insomma stanno un po' registrando la difficoltà a attrarre l'attenzione, perché siamo tutti un pochino saturi di impegni online. Quindi la visibilità che inizia qui oggi non finisce qui, perché tutti i materiali della settimana delle start-up verranno
rimontati, riutilizzati, mandati a tutti quelli che si sono iscritti e magari non sono riusciti a partecipare, e quindi da qui noi speriamo che nascano tanti contatti, tante collaborazioni, tante opportunità di accompagnamento. Do adesso quindi la parola alle colleghe Elisa Micelli ed Elena Piccinato di Friuli Innovazione, che illustreranno, accompagneranno, modereranno questa giornata dedicata a Green Tech e innovazione sostenibile, presentando 5 straordinarie startup innovative che fanno parte di quel panel di 30 startup su 250 regionali che hanno aderito alla nostra call e fanno parte di quel nucleo di 20 che sono state individuate per questa settimana. Quindi a voi la parola e mi raccomando di ricordare anche l'iniziativa di domani con le importanti personalità che verranno a illustrarci cose molto utili per le imprese. Prego. Do la parola a Elena, credo, prima, giusto? Sì, buongiorno a tutti, grazie Lidia per questa introduzione. Innanzitutto ringrazio l'agenzia e i partner per aver collaborato nella realizzazione di questa iniziativa. Io mi presento, sono Elena Piccinato e lavoro assieme a Elisa Micelli all'incubatore certificato di Friuli Innovazione, incubatore dove supportiamo lo sviluppo di idee di impresa e startup da un lato e come Friuli Innovazione dall'altro lato lavoriamo a fianco delle PMI per favorirne la crescita e l'innovazione, cercando di portare degli impatti positivi sul territorio imprenditoriale della nostra regione. Oggi vi spiegherò prima di tutto alcune regole della giornata odierna. La sessione si dividerà in 2 parti, avremo 2 momenti principali. Il primo che vedrà i pitch delle 5 startup e il secondo vedrà un momento di approfondimento con ciascuna di queste. E più in dettaglio per quanto riguarda la prima parte, la prima sessione, vedrà la presentazione appunto di questi pitch che oggi direi il parterre che vi vogliamo presentare testimonia più che mai quella che è l'attualità e la necessità, direi, del passaggio da un'economia lineare, che è quella che tutti abbiamo conosciuto fino ad oggi, all'economia circolare. E testimonia anche il fatto come in ogni scelta di business diventi oggi sempre più rilevante l'attenzione a tematiche quali l'efficienza energetica e come anche l'uso ottimale delle risorse che abbiamo a disposizione, come ad esempio il suolo. Ognuna delle 5 startup di oggi avrà 7 minuti per presentarsi e al 6° minuto io avviserò che mancherà poco tempo per terminare i minuti a disposizione per il pitch. Saremo insomma abbastanza diciamo severe sulla tenuta dei tempi perché è importante appunto garantire a tutti poi le stesse opportunità di presentazione del pitch. Dopo i primi 7 minuti di presentazione ci sarà l'occasione per tutti voi di porre delle domande e avranno a disposizione ciascuna startup 3 minuti per rispondere a domande e approfondimenti. Potete, come anticipato già da Lorenzo di Foxwin, porre le domande in chat e io mi farò da portatrice, andrò a raccogliere le domande e le porrò alle startup nei 3 minuti che avremo a disposizione per ciascuna. La seconda parte della sessione invece si svolgerà in delle stanze online. Ormai siete tutti abituati, credo, insomma, a queste room di Zoom, di questi strumenti virtuali che ci danno la possibilità comunque di interagire quasi come se fossimo in presenza. Quindi al termine delle presentazioni Lorenzo di Foxwin vi invierà una domanda, vi comparirà una domanda sullo schermo e vi chiederà in quale room vorrete andare vorrete accedere. In ciascuna room ci sarà il referente di una delle 5 startup e quindi potrete andare a dialogare appunto con questi referenti anche nell'ottica di attivare delle collaborazioni future. Vi ricordo che dopo essere entrati diciamo nella prima room avendo risposto alla domanda di Lorenzo, voi avrete anche la possibilità di muovervi
tra le diverse room virtuali e quindi interagire con altri referenti di altre startup. E questo lo potrete fare facilmente utilizzando un tasto grigio che vedrete in calce in sovrappressione vicino all'icona condividi schermo. Sarà un'icona con 4 riquadri che vi rimanda alle sessioni secondarie. Lì si apre un pannello attraverso il quale potrete scegliere, che presenta appunto tutte le diverse room, e potrete scegliere in quale stanza entrare. Quindi è un'occasione anche per interagire con più startup di vostro interesse. Questo è sostanzialmente quella che è la struttura della giornata, della sessione che ci attende. E ricordo, come anticipava la dottoressa Verni, anche quello che è l'incontro di domani, incontro molto importante perché ci dà l'occasione di incontrarci, di incontrare i partecipanti in presenza. L'incontro si terrà sempre alla stessa ora, alle 11:30, presso la sede della Regione, a Udine, nell'Auditorium Comelli. E in questo incontro si parlerà di quello che è il tema Fil Rouge, poi di fatto di tutto questo evento, di startup e open innovation, e in particolare di quelli che possono essere degli strumenti e delle misure, appunto come accennava poco fa appunto il direttore, per far crescere le imprese. Dopo dei brevi saluti istituzionali, in particolare potranno intervenire all'evento di domani, interverranno anzi la dottoressa Elena Martinez del European Innovation Council, quindi questo strumento a livello europeo che consente appunto di individuare delle opportunità di finanziamento per crescere e svilupparsi. Fabio Comi di Invitalia, appunto la stessa dottoressa Verni, Diego Angelini per la Regione Friuli Venezia Giulia, direttore del servizio accesso al credito per le imprese, perché quando si parla di finanza si parla sì di contributi ma anche appunto di accesso al credito. E infine, importante, ci sarà la consegna degli attestati di partecipazione a tutte le start-up dei partner dell'iniziativa. A seguito dell'evento sarà l'occasione inoltre per dialogare, per interagire, per fare appunto un po' di networking in presenza finalmente appunto tra i partecipanti e le imprese che vorranno appunto attivare delle collaborazioni con le start-up che abbiamo selezionato per questa iniziativa. E parlando di start-up, direi di partire subito con la prima start-up che si presenterà oggi. Chiedo quindi a Massimo Ferrarin di Alpha Mobility di attivare il proprio microfono e di iniziare a condividere lo schermo. Ricordo che avrà a disposizione, buongiorno Massimo. Lo schermo è stato attivato e anche il microfono. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ricordo che avrai a disposizione 7 minuti e che interverrò brevemente allo scadere del 6° minuto. A te la parola. Buongiorno. Allora, Alpha Mobility è una startup che si occupa della gestione di colonnine di ricarica elettriche. Abbiamo una visione del mondo della ricarica leggermente diversa da quello dei nostri competitor che ancora oggi ragionano con la stessa logica con cui ci si avvicina quando si va a ricaricare un'autovettura a combustione, cioè quando la spia va verso rosso devo cercare la colonnina e quando trovo la colonnina faccio la ricarica. Ma noi riteniamo che il nostro tempo a disposizione è un bene così prezioso che nessuno di noi ha tempo è disposto a pagare questo tempo per stare in prossimità di una colonnina nel medio tempo di ricarica che va dalle 3 ore alle 5 ore. Per cui siamo partiti dal presupposto di invertire il paradigma che le colonnine devono essere dove noi stiamo fermi e abbiamo cominciato a pensare qual è il mercato ideale a cui rivolgerci per installare delle colonnine dove il mercato, dove le autovetture sono ferme. Per cui abbiamo preparato un software che in questo momento è il più voluto sul mercato, ideale per la sosta per microimprese, cioè dove le nostre autovetture sono ferme. Cosa vuol dire? Quando andiamo a pranzo, quando siamo sul posto di lavoro, quando andiamo
a fare attività, quando andiamo a fare la spesa e così via. Per cui il nostro software parte dall'idea che non facciamo una ricarica completa dell'autovettura, ma passiamo al principio del rabocco. Cosa vuol dire rabocco? Massimo, scusa, ti avviso che le slide non stanno andando avanti, sei sempre No, sulla prima slide. non le sto mandando avanti, stavo solo raccontando. Ok, passiamo allora già a quello che è il nostro prodotto, per cui era questa la prima slide, che era il zero pensieri, cioè praticamente noi abbiamo pensato a un software di gestione che noi chiamiamo zero pensieri, che praticamente permette alla nostra colonnina di essere una grande opportunità per il proprietario della colonnina, che in questo caso sarà il proprietario del ristorante, il proprietario del negozio e così via. Noi partiamo dall'idea che devono partecipare a questo grande business, per cui siamo gli unici che gli abbiamo creato un software affinché possa trasformare la propria colonnina in una fonte di guadagno. Allora, praticamente ha un software del quale poi sulla vendita dell'energia elettrica può incassare direttamente il nostro cliente. Abbiamo la possibilità all'interno di questo software di contenere 15.000 partite IVA e di praticamente creare un prodotto ad hoc per ogni centro commerciale, per ogni negozio, per ogni ristorante, la stessa struttura come se fosse un grande player dell'energia elettrica. E questo ci sta dando ragione sul mercato. Noi in questo momento ci rivolgiamo a tutte queste categorie che sono centri commerciali, discoteche, ristoranti, supermercati. Stiamo in collaborazione con 2 stadi proprio per poter creare questa opportunità. Poi il nostro software risponde ad alcuni fabbisogni che hanno i nostri clienti. Cosa vuol dire? Vuol dire che allora, innanzitutto il nostro mercato è in grande espansione, bassissima insolvenza perché viene pagato tutto con carta di credito e genera delle liquidità immediate anche per i nostri clienti. Ma per poter invogliare ancora i nostri clienti a utilizzare il nostro software, l'abbiamo ragionato dandogli anche delle opportunità di marketing. Cosa vuol dire? Che la nostra colonnina è possibile programmarla con 3 fattori principali. Innanzitutto il prezzo viene definito dal cliente finale a differenza di tutti i grandi player, cioè praticamente la nostra colonnina, il ristorante o il negoziante o la palestra può decidere qual è il prezzo di vendita della corrente per i suoi clienti. Ha all'interno un doppio prezzo, per cui può fare delle promozioni per quelli che sono clienti occasionali, per quelli che sono suoi clienti, o come ultima cosa ha la possibilità di poter dire che la colonnina ha dei momenti gratuiti che possono essere nella parte iniziale, cioè a fronte di uno scontrino i primi 30 minuti di corrente possono essere totalmente gratuiti. Questo ci sta permettendo in questo momento di avere grande soddisfazione perché noi offriamo la colonnina sia in vendita che sia in noleggio. La maggior parte dei nostri clienti stanno scegliendo l'opzione noleggio, quella che noi chiamiamo zero pensieri, perché noi facciamo tutto, oltre che la gestione dei flussi di cassa, la fatturazione, la geolocalizzazione, praticamente manutenzione e anche riparazioni. Cioè praticamente gli offriamo ai nostri clienti la possibilità di avere una colonnina senza pensieri, cioè praticamente se ne devono completamente dimenticare, devono metterci a disposizione solamente il parcheggio. Ma anche il lato utente ci comportiamo in maniera diversa dalla concorrenza. Cosa vuol dire? La maggior parte dei nostri competitor a oggi cosa stanno facendo? Sono alla ricerca dei big data, per cui obbligano quasi tutti i clienti ad utilizzare delle applicazioni, delle app. Quando si parla con qualsiasi utilizzatore di autovettura elettrica in una grande città ormai dice che ne ha già una decina per poter fare la propria vita quotidiana, ma in un futuro potremmo essere 100 persone, 100 aziende che diamo questo tipo di servizio, per cui il nostro cellulare dovrebbe essere pieno di applicazioni. Ma non solo, ma poi un cliente straniero arriva in prossimità della nostra colonnina, si avvicina, non della nostra ma della colonnina generale per come si sta muovendo il mercato, deve prima scaricare un'app prima di poter ricaricare la colonnina. Mentre noi partiamo dal lato opposto, cioè la nostra colonnina è zero pensieri anche lato utente. Cosa vuol dire? Che non abbiamo nessun'app. Praticamente basta individuare la colonnina, inquadrare le QR code, si arriva su una landing page e basta che lasciare o una mail o un numero di cellulare e praticamente a quel punto gli si apre una pagina dove può inserire i propri dati. 6 minuti. Sì, poi i propri dati. Ok, e attivare la ricarica e pagare. Ecco,
più o meno questo è il nostro concetto di business, che ci ha permesso di avere grande successo perché ci stiamo muovendo in maniera un po' controtendenza sul mercato. Ecco, io sarei anche arrivato fino in fondo perché è più che altro un processo di prodotto di processo che di prodotto. Se avete qualche domanda, io sono qua adesso a disposizione. Bene, grazie mille Massimo per la tua presentazione. Non vedo ancora domande in chat, ricordo a tutti della possibilità di intervenire portando appunto le vostre domande in chat. No, se posso interverrei io, chiederei a Massimo, visto che non c'è stato il tempo di dirlo, se può darci un'idea anche del team che è alle spalle di questo progetto. Allora, il gruppo quello principale sono io come amministratore, e poi abbiamo come uno dei soci principali, quello che ci segue la parte comunicazione, Maurizio Rasio, che è un regista televisivo e anche proprietario di Real Life, che è una delle società che produce per Sky Rai moltissimi notiziari. E invece sotto il profilo abbiamo un gruppo di 3 ingegneri che sono Giulio Codicio, che praticamente è quello che il front manager del gruppo, che è quello che interfaccia sia con i clienti che con tutte le parti in carica. E poi abbiamo un altro gruppo invece che è composto da altri 2 ingegneri che sono, diciamo, il cuore pensante, che sono Valentino Peressi e Andrea Nonnini. Queste sono la parte principale. All'interno abbiamo anche una figura che è il direttore commerciale e anche un product manager, ma sono figure che, diciamo, meno operative sotto il profilo contatto con le persone esterne. E infine abbiamo Milica, Luigi e Francesco, che sono, diciamo, la parte Milica, quella che ci serve e che ci fa la digital marketing, Luigi che è quella persona che ci segue la totalità delle vendite, invece la parte grafica, perché noi ai clienti diamo l'opportunità di personalizzare la colonnina ad uno. Abbiamo Francesco che è invece il nostro graphic designer. Questo il nostro team è composto in questo momento da 9 persone. Bene, un team molto ben nutrito, direi. Riporto una delle domande che ci sono arrivate dai partecipanti, chiedono se siete anche business to consumer oppure solo business to business. Solo business to business. Allora, abbiamo anche prodotti per consumers, ma non li stiamo sviluppando. Se incidentalmente ci vengono chieste, abbiamo anche dei prodotti, ma non è dove siamo focalizzati. Certo. Bene. Una curiosità velocissima, ci sono ancora poco più di 30 secondi. Se ci racconti qualcosa sulla vostra strategia di crescita. Allora, innanzitutto, a oggi noi stiamo crescendo a più di 100 colonnine al mese, che è molto più di quello che era il nostro budget nel nostro business plan, perché prevedeva una crescita di 40 colonnine al mese alla vendita, e a oggi invece abbiamo già superato le 100. Per cui sotto questo profilo siamo in piena campagna di un'operazione di crowdfunding, perché stiamo trattando con alcune realtà importanti di catene commerciali molto grosse, ad esempio con la Globo siamo quasi in fase di definizione, sulle quali non funzionerà più il sistema del noleggio in cui noi abbiamo una possibilità di avere una risorsa, ma dovremmo fare un investimento in toto totalmente a carico nostro, per cui stiamo cercando dei finanziatori per aiutarci in questo percorso di crescita. Bene, grazie mille. Ti devo stoppare perché per correttezza. Lascerei ora, grazie ancora per la tua presentazione. Ricordo che appunto dopo sarà possibile raggiungerti nella stanza online. Se puoi concludere con la condivisione dello schermo, interrompere la condivisione dello schermo, intanto chiedo a Fabio Bignolini di Northern Light Composites di condividere il suo schermo, lo ha già fatto benissimo, e attivare il microfono. E lascio ora la parola a te, Fabio, benvenuto, è piacere di rivederti, e hai i 7 minuti, ricordo che anch'io ti interromperò al 6° per avvisarti che sta per scadere il tempo. Prego. Piacere mio, grazie della possibilità di presentarci qui.
Vi presento Altelite Composite, che è una startup innovativa che opera da 2 anni nel campo dei compositi riciclabili. Il nostro obiettivo sostanzialmente è quello di portare una nuova economia circolare nel settore dei compositi e della nautica da diporto. Perché facciamo questo? Lo facciamo perché la vetroresina è un problema molto importante nel settore dei compositi e soprattutto nel settore della nautica. Infatti la vetroresina è difficilmente riciclabile, ha costi infatti sia energetici sia economici molto alti, e ci troviamo con barche abbandonate in tutto il mondo, nelle campagne, nei marina e purtroppo anche in fondo al mare. Per risolvere il problema abbiamo ideato un composito che si chiama R-Composite ed è un composito totalmente nuovo perché si basa su una resina termoplastica. Una resina termoplastica può essere riportata allo stato originale a fine vita, al contrario di tutte le resine attualmente utilizzate nel settore dei compositi, che sono termoindurenti, quindi a fine vita si induriscono e possono essere solo smaltite o bruciate con costi ambientali molto alti. La tecnologia che utilizziamo è la infusione sottovuoto, che è un processo già utilizzato da molti cantieri nautici, quindi è facilmente implementabile nei processi produttivi. I materiali che utilizziamo sono principalmente fibre naturali, carbonio riciclato e un core innovativo che è riciclabile o nei prossimi mesi sarà direttamente riciclato, ed è un'azienda qui di Gorizia, NMG Europe, che lo produce. Il nostro composito è riciclabile perché è termoplastico, ma non lo diciamo noi, lo dimostriamo, e vi voglio far vedere un video dove immergiamo una piastrella di composito in un solvente e dopo 24 ore riusciamo a dividere fibre, resina e core. Il composito può essere veramente diviso in parti e anche le pelli, come potete vedere, vengono separate. Quindi in questo modo è possibile riciclare tutte le parti del composito, resina, fibre e core. Grazie a queste caratteristiche la nostra tecnologia è unica al mondo e ci dà un vantaggio competitivo rispetto a tutte le altre aziende che operano nel settore, che sì utilizzano fibre naturali, ma con resine termoindurenti, non risolvendo il problema della riciclabilità. Questa tecnologia abbiamo iniziato a applicarla nelle imbarcazioni, ma può essere utilizzata in molti altri settori come l'automotive, come le paleoliche, come le strutture dei camper, delle bici e in moltissimi altri mercati. Per dimostrare che la nostra tecnologia funziona, abbiamo costruito il primo demo nel 2020, è un dinghy per giovani velisti, l'abbiamo portato al Salone Nautico e abbiamo ricevuto una menzione d'onore per la tecnologia, che è stata la prima portata al Salone Nautico veramente riciclabile, ed è stata la barca selezionata fra i finalisti sia del premio della Federazione Mondiale Vela, sia del premio del Metz Trade di Amsterdam nella categoria delle barche sostenibili. Il secondo progetto è una barca da 7,5 metri, è la prima barca vera e propria che costruiamo, è progettata da un importante designer qui della zona, si chiama Matteo Polli, è una barca da regata e ha tutte le caratteristiche di sostenibilità del nostro composito. Oltre a questo ha un pannello solare per l'alimentazione dei sistemi di bordo, un motore elettrico, e anche le vele della barca sono in termoplastico, quindi riciclabili a fine vita. La barca l'abbiamo costruita nell'ultimo anno e portata di nuovo al Salone Nautico, dove l'abbiamo presentata alla stampa, e siamo arrivati poi qui proprio a Monfalcone al varo della barca, che in queste settimane inizierà a navigare. La barca è stata premiata come imbarcazione più innovativa fino a 10 metri al Salone Nautico di Genova e contiamo di portarla in giro per tutta Italia e per tutta Europa nei prossimi mesi. Il terzo progetto che abbiamo in cantiere è quello di una barca volante
è ispirata alle barche della Coppa America. Sicuramente avete visto Luna Rossa quest'anno navigare sui foil, ed è una barca con 3 caratteristiche innovative. La prima è ovviamente il nostro composito riciclabile, la seconda una tecnologia foiling che andremo a brevettare, e la terza è uno stampo stampato da un'azienda veneta che si chiama Breton, in additive manufacturing. Anche questo è in termoplastico e può essere riciclato a fine vita, rendendo tutto il processo produttivo veramente circolare, dalla costruzione degli stampi fino al composito, e di nuovo sulle vele, che di nuovo con una tecnologia termoplastica possono essere riciclate. Tutto questo l'abbiamo potuto fare grazie a un team di giovani ingegneri che vengono da università di tutta Italia, che hanno lavorato sui compositi sostenibili in un circuito che si chiama 1001 vele. 6 minuti. Grazie. Dove hanno potuto applicare le loro conoscenze sui compositi sostenibili, costruendo dei piccoli skate di 4 metri. Tutto questo background l'hanno portato nel nostro progetto, e grazie a questo abbiamo una marcia in più sui materiali e le tecnologie. Inoltre abbiamo dei partner industriali molto importanti che sono Arkema, che è una multinazionale delle resine, che è francese, Quay Composite, che è la società che analizza tutti i compositi delle barche più innovative al mondo, come la Coppa America e la Volvo Ocean Race, e Matteo Polli è un designer riconosciuto in tutto il mondo per le sue imbarcazioni. Per quanto riguarda i numeri business plan, noi abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding quest'estate che è stata finanziata e ci permette di continuare a lavorare sui nuovi progetti, e abbiamo sostanzialmente un programma di vendita di imbarcazioni e tecnologia che ci vede da quest'anno iniziare a vendere le prime barche e arrivare al 2024 con un mercato consolidato e la possibilità di continuare a innovare grazie agli utili. Fabio, ti ho lasciato terminare la frase, eccoci, sono passati i 7 minuti, siamo andati un po' oltre, intanto lascio magari modo di approfondire ulteriormente. Fabio, Sì. ti chiederei una cosa. Abbiamo visto molte collaborazioni che avete portato avanti, no? Nella realizzazione dei vostri prodotti, aziende, la Breton è una, ma ce ne sono altre, professionisti e quant'altro. Che altre tipologie di collaborazioni vi piacerebbe intraprendere per riuscire a svilupparvi ulteriormente? Sì, l'obiettivo è quello di prendere contatti con le aziende che in regione lavorano sui compositi. Stiamo lavorando per parlare con Monte Carlo, ovviamente c'è Fincantieri, ci sono tutti questi cantieri importanti a Monfalcone. Vorremmo parlare con Illy Caffè per recuperare il caffè e usarlo nelle barche. Sì, diciamo che questi sono i progetti principali, e poi la tecnologia può essere applicata in altri settori, come dicevo prima, bici, piscine. Abbiamo già un po' di richieste da tutta Italia, ovviamente ci piacerebbe qua in Friuli prendere contatti. Fra l'altro proprio ieri ero a Ecomondo e ho incontrato MM Grigliati e parleremo per provare a fare delle parti anche lì riciclabili. Grazie. Grazie a voi. Bene, ricordo a tutti che è possibile porre delle domande in chat, abbiamo ancora un po' di tempo a disposizione e approfitto per chiedere a Fabio qual è il vostro, diciamo, vantaggio competitivo. Mi sembra abbastanza chiaro, ma come pensate di poterlo anche mantenere sul lungo periodo? L'obiettivo è continuare a innovare, stiamo lavorando per sviluppi del composito e sviluppo di altri progetti come quello che abbiamo iniziato proprio con voi in Friuli Innovazione sull'additive manufacturing. Stiamo lavorando per sviluppare l'utilizzo del carbonio riciclato con un'azienda svizzera. Bisogna continuare a innovare per andare sempre più avanti. Bene, molto bello. Chiaramente, come si può percepire, tutto il progetto nasce da una forte passione che avete e una curiosità, se avete tante opportunità poi di applicazione in diversi settori, se doveste pensare a un secondo settore prioritario, anche per magari che muova dal cuore, quale
Ma i ragazzi sono appassionati anche di surf, di bici, quindi abbiamo in cantiere, per esempio, una tavola da surf riciclabile e anche una bici in bambù. Bello, molto interessante. Grazie Fabio, e lasciamo la parola ora alla prossima startup. In particolare abbiamo Alberto Ciani, che oggi ci presenterà. Passiamo, diciamo, dal mare e torniamo con i piedi sulla terra, con delle scarpe che hanno delle particolari caratteristiche. Ce le presenterà appunto Alberto di R49. Grazie Alberto, Grazie. Vediamo bene la tua presentazione e ti lascio la parola. Ricordo anche a te che ti interromperò al 6° minuto. Prego. Oh, grazie mille, buongiorno a tutti. Allora, vi presento Re49, dunque, appunto, come preannunciato, ci occupiamo di scarpe sostenibili e comunque di un progetto che è anche più ampio spettro. Operiamo nella moda e la prima motivazione è proprio questa: la moda è la seconda industria più inquinante al mondo. Questi sono tutti i dati facilmente reperibili online. La produzione della moda, il 30% della produzione della moda viene distrutta ancora prima di essere messo in commercio. Alcuni numeri: una maglietta, una t-shirt consuma 7.000 litri d'acqua dall'irrigazione del cotone alla fine del prodotto, e un paio di scarpe, per dare un'idea, consuma 18 kg di CO2 per una produzione media di taglia 41, dati sempre da Comunità Europea. E un'altra cosa importante è che gli allevamenti intensivi hanno superato la CO2 prodotta da quella prodotta dalle autovetture, e questo è importante per il pellame di bassa qualità. Dunque, noi ci siamo posti 3 domande sostanzialmente: come si può essere più sostenibili, quindi ridurre l'impatto della produzione al minimo possibile? Come si può anche essere etici verso il cliente finale, perché al giorno d'oggi c'è molto parlare sulla sostenibilità e c'è anche molto greenwashing, come viene definito, ovvero si usa la sostenibilità come fonte di marketing. E poi anche come essere appunto unici, originali e di moda, perché quello parliamo. Allora, in primi ci siamo posti l'obiettivo di creare tutto in economia circolare, ovvero essere il più sostenibile possibile appunto attraverso il cambio del passaggio dall'economia lineare all'economia circolare, quindi utilizzare quello che c'è già e trasformarlo in altro. Poi bisogna essere coraggiosi e certificare la propria sostenibilità nel modo che si ritiene più certificabile, ovvero la blockchain. Infine, per essere un po' unici e trendy, abbiamo detto: ma cosa possiamo fare per andare un po' oltre gli schemi? E allora adesso provo a farvi immaginare un attimino una bella spiaggia italiana, con i lettini, gli ombrelloni, i rumori delle spiagge, il sole, il caldo, oppure immaginare, abbiamo appena parlato di vele, di barche, quindi immaginare i villaggi italiani, i porti, l'Italia in sé, il mare, e quindi noi trasformiamo tutte queste cose, quindi i lettini, gli ombrelloni li raccogliamo a fine stagione, raccogliamo le vele, raccogliamo i pneumatici e ne facciamo le suole e trasformiamo tutto in scarpe. Perché ciò che vogliamo è proprio fare le scarpe più sostenibili possibili al mondo in economia circolare, e cerchiamo di recuperare materiali unici ed iconici e tracciamo tutto in blockchain. Quindi uniamo originalità, creatività e qualità, quindi tutto made in Italy. La nostra value proposition si divide in questo, perché il progetto appunto è anche più ampio spettro, perché ciò che vorremmo essere è un po' un hub di raccolta di materiali destinati allo scarto di produzione, alla overproduction, e risolvere questo problema di molte aziende che hanno stoccaggio infinito e sono costrette a produrre di più perché il mercato vi richiede questo. Quindi lavorare in economia circolare, e lavorare nell'economia circolare sì per il nostro brand, ma anche per altri brand, quindi diventare il centro di una rivoluzione della fashion industry per l'economia circolare. Certifichiamo tutto in blockchain, e quindi abbiamo tutto un progetto che stiamo creando di proprietà per certificare tutto questo attraverso blockchain.
Siamo cruelty free, quindi non utilizziamo alcun derivato animale in tutta la nostra produzione, in tutto ciò che vorremmo fare, quindi non recuperiamo pellami, per capirci anche. Abbiamo depositato un brevetto per la costruzione della tomaia della scarpa in Villa di Spinnaker, e l'idea è partita tutta dalla nostra produzione a Gonars, quindi produciamo le nostre scarpe in fabbrica Gonars, di cui appunto gestiamo tutte le dinamiche. Il mercato del sostenibile, del fashion sostenibile è in grandissima crescita. Questi sono dati del 2019 pre-Covid. Ora post-Covid sono ampliati sicuramente perché c'è ancora molta più attenzione, e già prima del Covid si percepiva che il 40% dei prodotti nei grandi magazzini sarebbe stato sostenibile. Per quanto riguarda il settore specifico delle calzature è molto importante anche una vendita al dettaglio, al negozio. Ecco perché nei canali di vendita sicuramente noi promuoveremo moltissimo l'e-commerce, ovviamente, ma anche stiamo già attuando accordi con negozi premium stores, in questo particolare momento in Italia e in Austria, e faremo molto co-branding. Come dicevamo prima, vogliamo essere un po' quello che è un hub dell'economia circolare applicata alla moda. In una seconda fase studieremo anche dei stores monomarca. Come competition sull'economia circolare non viene molto applicata nella moda, per cui non abbiamo un grosso competitor che utilizzano, come dire, una politica di branding appunto sul no waste o la overproduction, quindi utilizzare materiali già esistenti per creare in particolare scarpe. Però ovviamente la sostenibilità ha un ampio spettro e molti sono produttori di sneakers. Noi produciamo, oltre alle sneakers, anche tutta una serie di altri modelli, avendo la fortuna di avere l'azienda qua in casa. Questo è il posizionamento di mercato, derivato appunto dallo studio che abbiamo fatto precedenza e che poi abbiamo determinato anche il cliente a cui riferirci. Il team è molto variegato e lavoriamo appunto, e l'abbiamo creato appunto per sostenere tutte le parti dell'azienda, quindi dal punto di vista del marketing, della moda, ma anche della blockchain e di tutto quello che è il progetto. Siamo già partiti da un anno, abbiamo avuto diverse soddisfazioni. A Pitti ci hanno preso come startup dell'anno nella fashion tech, diciamo, e in questo mese qua siamo su Millionaire con un piccolo articolo che ci hanno intervistato, e abbiamo avuto 2 belle uscite sul Corriere della Sera che sicuramente ci hanno dato coraggio nell'affrontare questo progetto. Ecco. Vado avanti veloce, siamo in una fase di crowdfunding, ma ci piacerebbe trovare delle forme di open innovation con aziende produttrici, fare dei co-branding, delle raccolte di materiale, e quindi credo che sia un progetto che va applicato assieme ad altri. Ecco. Mi fermo perché credo di aver finito il tempo. Esattamente, ti ho lasciato giusto qualche secondo per concludere la frase, insomma, come per tutti gli altri. Bene, ci sarà magari occasione adesso di approfondire. Io ho già raccolto qualche domanda, se Elisa vado con le domande, diciamo, dai partecipanti, ma ci sono alcune curiosità. Ad oggi voi state già producendo queste scarpe e appunto ci chiedevamo quali siano i numeri, appunto, quante scarpe producono, anche un po' altri numeri in termini anche di dipendenti e anche di quelle che sono come immaginate di crescere. Sì, allora noi stiamo già producendo queste scarpe, le stiamo già vendendo e mettendo già nel mercato con dei primi accordi che abbiamo intrapreso quest'anno. Allora l'azienda di Gonars è un'azienda artigianale familiare, di conseguenza ha una capacità produttiva che può raggiungere il massimo 25-30 mila paia di scarpe, che noi contiamo di raggiungere in 3-4 anni. Stiamo già prendendo degli accordi adesso con altre realtà, anche friulane, ma non solo friulane, comunque made in Italy, per essere pronti, con anche altri modelli, per essere pronti nel momento in cui svilupperemo il mercato ancora come vogliamo. Ecco.
uno dei motori di crescita nostri è proprio, stiamo industrializzando il metodo di raccolta dei materiali, quindi abbiamo in atto tutta una serie di iniziative che stiamo adesso predisponendo per industrializzare questo processo, e quindi materiali che non nascono per la moda e soprattutto per le calzature, e quindi c'è tutta una fase di prototipia che dobbiamo fare e di studio, ecco. Quindi questo è uno dei motori. Certo, bene. E per quanto riguarda un'altra curiosità, hai toccato il tema della blockchain, molto importante la certificazione. Ci dai qualche dettaglio in più? Ci fai capire un po' come sarà la certificazione blockchain? Sì. Allora, noi certifichiamo ogni singolo passaggio, quindi per fare un esempio, prendiamo una vela, come è successo, proprio un esempio reale, al porto di Monfalcone abbiamo ritirato una vela che andava buttata via, abbiamo fatto una foto, l'abbiamo inviata in blockchain, siamo arrivati in azienda, abbiamo fatto un'altra foto della pulizia, della sanificazione, del taglio della vela, abbiamo lanciato in blockchain, abbiamo tagliato le tomaie, abbiamo fatto una foto, l'abbiamo lanciata in blockchain, abbiamo creato poi la scarpa, diciamo, il prodotto finito, un'altra foto alla blockchain, e a fine di tutto ciò, con un software e tutto chiaramente che abbiamo creato noi internamente, la scarpa avrà un numero, diciamo, un indirizzo, un certificato che la renderà unica e sarà visibile tramite un chip sotto il logo che, avvicinando NFC, avvicinando il telefono al logo, apparirà il pop-up e tutto ciò che vi ho detto apparirà sia in immagine che anche in storia in inglese, per raccontare tutto quello che è avvenuto, ecco, dalla reperibilità del materiale al prodotto finale. Bene, abbiamo quasi esaurito il tempo, qualche secondo ancora per una battuta velocissima. Dove vi vedete tra 10 anni? Ma allora, tra 10 anni, ma a noi piacerebbe essere considerati nella moda dei precursori dell'economia circolare, proprio economia circolare. Ci vediamo qua con dei grandi magazzini in cui la gente continua a portarci materiali e a dire: ma riuscite a fare qualcosa con questo materiale? Vogliamo provare a riciclare tutto, quindi lo facciamo, questa è la nostra visione, vogliamo veramente riciclare tutto e costruire nulla. Grazie mille Alberto. Lascio la parola ora a Gianmarco Teso, che oggi ci racconterà della startup di cui è founder, Sea Green Engineering. Quindi torniamo sul mare, torniamo tutti al mare. Prego, avrai 7 minuti appunto come tutti gli altri, al 6° minuto ti interromperò brevemente. Perfetto. Le slide si vedono e si vede anche che le muovi. Benissimo, grazie. Okay. Buongiorno a tutti, io sono Gianmarco Teso, uno dei 3 soci fondatori della Sea Green Se Engineering. puoi leggermente alzare il tono della voce. Sono uno dei 3 soci fondatori della Sea Green Engineering, è una startup innovativa con sede a Trieste, nata ad ottobre del 2020. Abbiamo quindi da poco compiuto 1 anno, ci occupiamo principalmente di progettazione navale e ricerca nel campo dell'energia sostenibile e dell'inquinamento marino. I 3 settori su cui operiamo sono principalmente progettazione navale, sostenibilità, che è un po' il nostro core business, e ricerca e sviluppo nel campo di sistemi innovativi per il recupero di inquinanti acquei, quindi anche micro o macroplastiche. La transizione energetica e la decarbonizzazione del settore marittimo sono in atto, questo è lo scenario in cui siamo nati. L'AIMO ha fissato una roadmap che prevede dei limiti sull'inquinamento che può emettere la flotta mondiale. Entro il 2030 la CO2 dovrà essere ridotta al 40%, del 70% entro il 2050, mentre i gas serra dovranno essere ridotti sempre del 50% entro il 2050. Le navi però hanno un ciclo di vita lungo, si parla in genere di circa 20 anni, quindi un armatore che vuole costruire una nave oggi si chiede quale sistema energetico dovrei scegliere. Qui entriamo in gioco noi, offriamo consulenze, studi di fattibilità, concept o progettazioni di base per nuove costruzioni o per il retrofit e quindi la modifica di navi esistenti che coinvolgano l'utilizzo a bordo di energy carriers alternativi. Parliamo quindi di ammoniaca, idrogeno oppure
mezzi completamente elettrici con energia stoccata a bordo. Quello che facciamo è la configurazione quindi di sistemi energetici alternativi. Partiamo dall'analisi profilo operativo della nave, facciamo una preselezione delle soluzioni fattibili e una loro configurazione, facciamo un ranking multicriteriale in cui scegliamo la soluzione ottimale, e infine offriamo al cliente il layout e il design della sala macchine con questo sistema energetico innovativo installato a bordo. Noi abbiamo aderito allo Zero GIP, che è un Joint Industry Project coordinato dal Marin, che è un istituto di ricerca rinomato a livello mondiale che opera nel settore dell'idrodinamica e della tecnologia marittima. Siamo quindi noi, con il nostro team di ingegneri navali, nonché fondatori della startup, più altri importanti attori del mercato navale. Lo scopo principale di questo GIP è quello di progettare, costruire e testare la sala macchine del futuro per diversi tipi di nave. Parliamo quindi di mezzi per la navigazione in acque interne, rimorchiatori, navi di ricerca oceanografiche, yacht, mega yacht, e di questi sostanzialmente, sempre partendo dall'analisi del profilo operativo, siamo in grado di progettare dei sistemi energetici, scegliere quello ottimale e poi, grazie a questo Zero Emission Lab, che è costruito fisicamente presso il Marin, testarli simulando le operazioni al vero, quindi operazioni di manovra, accelerazione, arresto, cosa che al momento non è possibile fare da nessun'altra parte. Grazie anche al know-how che abbiamo acquisito con questo GIP, abbiamo sviluppato Farad, che è un super capacitor water bus, che in italiano sarebbe un vaporetto a supercondensatori. Ha le caratteristiche principali che vedete nell'immagine e quindi sono le dimensioni tipiche di un vaporetto, per esempio di quelli che opera a Venezia. Perché un vaporetto? Perché elettrico e perché i supercondensatori? Un vaporetto perché è il mezzo tipico o iconico della laguna di Venezia, che sappiamo essere stata eletta capitale mondiale della sostenibilità e pensiamo possa essere il luogo ideale per introdurre mezzi a propulsione elettrica. Infatti la navigazione avviene in aree ristrette e a bassa velocità e questo comporta ovviamente una ridotta richiesta energetica. Inoltre è possibile effettuare scali e ricariche frequenti. Siamo quindi partiti dall'analisi dei profili operativi ricavati da misurazione al vero della linea 1, che è la linea che collega Piazzale Roma con l'isola del Lido. Abbiamo calcolato il consumo energetico per ogni tratta e abbiamo visto poi che il profilo operativo è caratterizzato da numerosi picchi di potenza, mentre la potenza media assorbita è relativamente bassa. Volendo sviluppare un sistema elettrico che rispondesse a queste esigenze energetiche, se fosse utilizzato le classiche batterie per il sistema di accumulo, esse verrebbero degradate molto rapidamente proprio per questa presenza di picchi. Allora abbiamo pensato di guardare ad altri settori, il settore del trasporto pubblico terrestre, che anche per sistemi energetici elettrici vengono utilizzati i supercondensatori come sistema di accumulo. Abbiamo quindi sviluppato questo progetto in cui la fonte di energia principale sono i supercondensatori. Abbiamo una fonte di energia di emergenza e riserva che sono le batterie. Abbiamo previsto un sistema di ricarica autonoma che avviene per induzione sul fianco del mezzo durante la fase di imbarco e sbarco dei passeggeri e in questa simulazione avevamo ipotizzato 2 stazioni di ricarica che sono una presente al Lido e l'altra poco prima della stazione ferroviaria. I grossi vantaggi che siamo riusciti a ricavare con questo progetto sono innanzitutto il fatto di creare un mezzo a zero emissioni e questo ovviamente sarebbe lo stesso anche con il caso delle batterie, però gli altri vantaggi che invece riusciamo ad avere sono ricariche ultra rapide, infatti all'interno dei supercondensatori non avvengono reazioni chimiche per la ricarica, quindi riescono a ricaricarsi molto rapidamente. 6 minuti. Non ci sono ricariche notturne, quindi se avessimo una flotta di per esempio 25 vaporetti, che sono quelli che attualmente operano, dovrebbero ricaricarsi tutti in contemporanea alla sera, con ovviamente tutti i problemi del caso. La vita dei supercondensatori è molto più lunga della vita delle batterie, quindi resistono molto meglio a questi cicli di carica e scarica, e questo comporta OPEX molto più bassi, sia rispetto a imbarcazioni tradizionali, sia quindi con motore a combustione interna,
sia rispetto a quelle alimentate a batterie. E i risultati sono quelli che vedete sul grafico a destra. Abbiamo stimato che su una flotta di 25 mezzi che operano con i supercondensatori avremo circa un risparmio dell'8% rispetto a combustione con motore interno. E non hanno sostanze tossiche infiammabili al loro interno e quindi non costituiscono rifiuti speciali. Io ho finito il tempo. Precisissimo, proprio 7 minuti, grazie a te Gianmarco. E ho subito così riporto una curiosità dai partecipanti rispetto proprio al prodotto Farad. Qual è l'autonomia di Farad in termini di lunghezza del tragitto? No? Si parla spesso di autonomia, non so, quando si pensa alla Tesla, ma non riesco ad arrivare o non riuscivo ad arrivare. In questo caso abbiamo stimato che ad una velocità costante di 5 nodi, per esempio, potrebbe compiere tipo 100 miglia nautiche, quindi poi questa autonomia scende ovviamente all'aumentare della velocità, e questa utilizzando sia l'energia contenuta nei supercondensatori sia l'energia di riserva presente nelle batterie. Il vero vantaggio per cui è nata questa idea di utilizzare i supercondensatori è proprio il fatto di poter ricaricare rapidamente nelle varie tappe del tragitto del mezzo il sistema di accumulo primario, quindi i supercondensatori appunto. Bene, bene, ma questo, ad esempio, questo prodotto tra i vari che ci hai presentato è già in produzione o è solo un progetto? A che punto, qual è lo stato di avanzamento? Al momento è un progetto su carta, diciamo. Dopo averlo presentato siamo stati comunque contattati sia da società che si occupano di installazione di colonnine di ricarica, che sarebbero ovviamente interessati alla fetta di mercato che potrebbe crearsi in una città come Venezia, ma anche in qualsiasi altra città turistica europea in cui un trasporto pubblico su acqua possa essere creato. E da pochi giorni siamo entrati a collaborare con 180 Degree Consultancies, che è una società che si occupa di fornire servizi di management, promozione per società coinvolte dal punto di vista etico o società no profit, e quindi nei prossimi mesi punteremo a espandere questo progetto e presentarlo a più persone possibili. Bene, ma un'altra curiosità, un'ultima curiosità che ci giunge sempre dai partecipanti, più che una domanda specifica è un commento. Vorremmo un commento da te un pochino anche sul tema dell'idrogeno proprio nel settore, visto che è una tecnologia che hai citato. Sul tema dell'idrogeno sappiamo che anche e soprattutto prossimamente anche a Marghera c'è la volontà di creare questo polo dell'idrogeno, e quindi siamo convinti che sarà uno degli energy carriers che nel prossimo futuro verranno utilizzati. Noi vedevamo il vantaggio di utilizzare un sistema di base elettrico, perché la rete sostanzialmente esiste già nelle città, mentre per esempio per una rete di fornitura dell'idrogeno l'infrastruttura andrebbe creata completamente da zero o in parte recuperando quella per la distribuzione del gas. E inoltre pensiamo anche che dal punto di vista della sicurezza, mentre i sistemi elettrici sono già stati ampiamente testati negli anni in vari modi, con l'idrogeno questa cosa porterà insomma a dei tempi un po' più lunghi. Quindi vediamo per esempio nell'elettrico e soprattutto per mezzi con basso consumo energetico e con brevi tratte di percorrenza la soluzione più facile. Bene, bene. Grazie mille. Abbiamo esaurito anche il tempo a tua disposizione e ricordo a tutti che poi appunto potranno approfondire nella sessione secondaria nelle room. Grazie Gianmarco. Invito ora l'ultima startup che avremo l'occasione di conoscere oggi. Flavio Fornasier ci presenterà Soliomics. Quindi anche qui torniamo un po' con i piedi sulla terra e stiamo saltando dal mare alla terra, e qui oggi Flavio ci presenterà, vedo che ha già le slide condivise e direi che funzionano, ci presenterà appunto una startup che lavora con il suolo. Lascio la parola a Flavio, se ti sentiamo bene. Sì, mi sentite?
Sì, prego. Bene. A te la parola. Allora, buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere presenti. Chiedo scusa per la mia voce che normalmente è nasale, oggi è molto di più perché sono ancora con il raffreddore, quindi chiedo scusa se questo creerà dei problemi. Dunque la Soliomics è appunto la startup che in realtà è una spin-off del CREA, Consiglio per la ricerca, sperimentazione e agricoltura. E io sono il fondatore, sono attualmente un ricercatore, ho un dottorato di ricerca, non sono più così giovane, sono del 62. E la Soliomics è stata fondata a Udine lo scorso anno, il 17 di luglio, alla forma di una SRL. Lo staff sono costituito da me e da Nicola Piva, che è il Sales and Marketing Manager. Cosa offriamo attualmente? Dunque, Soliomics nasce dalla mia ricerca, quindi come ricercatore nel settore del suono, in particolare biochimica, e praticamente diciamo che il nucleo è costituito dalla scoperta circa 22 anni fa dalla possibilità di estrarre gli enzimi dal terreno in maniera semplice, facile, economica, che poi è stata trasformata in un test. Non la sentiamo più, Flavio? Pronto? Eccoci. Adesso mi sentite? Sì. Ok. Dicevo che attualmente noi offriamo questi test originali che sono due fondamentalmente, uno il multienzimatico per la funzionalità del terreno e del dsDNA, che praticamente misura la quantità di DNA a doppia elica e quindi la carica microbica. Per quanto riguarda il test multienzimatico, come vedremo poi, può essere applicato anche ad altre matrici, non solo sul terreno, cosa che stiamo già facendo. A chi ci rivolgiamo? Ci rivolgiamo a enti di ricerca, abbiamo quindi come diciamo strumento per indagare, e poi a enti, istituzioni, organizzazioni varie che operano in campo ambientale, anche in archeologia, perché i terreni o per esempio contenuto di vasi negli studi archeologici sono stati testati con le nostre e pubblicato ovviamente in riviste internazionali i risultati, e naturalmente in agricoltura. In questo in particolare a chi interessano i nostri test. I test sono interessati a valutare lo status del terreno, in particolare se è un terreno vitale, se è stato influenzato da inquinamento o da vari altri stress, e noi possiamo fornire un test per la funzionalità. E quindi anche per parlare di cose attuali, anche il carbon farming, che consiste praticamente nella cattura e di CO2 nella sostanza organica del terreno. Come intendiamo, questo è l'attuale. Cosa offriremo? Cosa intendiamo offrire nel futuro? Un kit di estrazione per proteine e acidi nucleici basati su brevetti, uno è praticamente stato ottenuto, e questo riguarderà per ricerca, università, enti di ricerca e anche per fare test di laboratorio. L'altro settore nel quale pensiamo di espanderci attualmente cioè il prodotto che vorremmo dare, è il kit per la determinazione funzionale della carica microbica, cioè quello che stiamo facendo adesso nel nostro laboratorio, però per il consumatore finale, quindi idealmente anche il singolo agricoltore. Quindi noi ci rivolgeremo alla ricerca e pensiamo di poterci, non immediatamente, ma in un futuro non troppo lontano, anche alla diagnostica, quindi agricoltura e ambiente, come abbiamo visto, anche nel settore del cibo, quindi food, caseario ed enologico, sul quale tra le altre cose abbiamo già una certa esperienza, soprattutto in quello caseario. Adesso stiamo lavorando anche in quello enologico. Quindi agricoltori, laboratori ed enti di controllo.
Qual è la nostra strategia di sviluppo adesso come azienda? Il primo è l'incremento di fatturato da service, cioè esecuzione di test nel proprio laboratorio. Teniamo presente che per quanto riguarda il test multienzimatico attualmente siamo circa 50-100 volte più veloci nell'eseguirlo rispetto a un test tradizionale e anche incrementabile. Pensiamo di avere un vantaggio competitivo che non è neanche competitivo, perché insomma avere una cosa del genere è difficilmente colmabile. E poi, come abbiamo visto prima, intendiamo sviluppare nuovi prodotti nel settore life sciences e food, appunto basati su un proprio know-how, ricerca, brevetti e collaborazione. Quindi le risorse su cui puntiamo sono soprattutto le persone che lavorano in Soliomics, ma non solo, perché Soliomics nasce, è vero, dalla mia attività di ricerca, la mia curiosità, tutto quello che vogliamo, però è fondato soprattutto sulle collaborazioni, quindi un rapporto personale con altre persone interessate, e questo è successo in 4 continenti di fatto, no? E continua tutta questa cosa. Quindi puntiamo sull'aumentare il nostro know-how e ricerca, mantenere il vantaggio competitivo che abbiamo e appunto queste collaborazioni in 4 continenti. 6 minuti. Io vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione ovviamente per qualsiasi domanda possa essere necessaria. Grazie. Se è possibile, Flavio, le farei una prima domanda. Vorrei capire a che punto siete con lo sviluppo di questi kit, se avete già iniziato lo sviluppo, se siete ancora in fase di ricerca. No, non siamo ancora in fase neanche di prototipo. Diciamo che attualmente per le nostre dimensioni, per le nostre capacità, diciamo che ce l'abbiamo nella nostra testa, però dobbiamo ancora fare. Quello che vorremmo fare è anche cercare delle collaborazioni con delle realtà, cosa che stiamo già facendo, ci sono già delle collaborazioni, però magari nel settore specifico, perché trattandosi di un processo, noi praticamente quello che è stato, diciamo, il cuore è il processo di estrazione iniziale degli analiti, che in questo caso sono gli enzimi o gli acidi nucleici, in maniera efficiente e rapida. Ecco, abbiamo trovato proprio una modalità proprio per estrarli. E avrei anche un'altra curiosità, come vi posizionate? Immagino che abbiate fatto un'analisi anche dell'ambito dei competitor, no? Come vi posizionate rispetto a loro? Qual è il vostro vantaggio competitivo rispetto ad altri che offrono servizi analoghi? Non esiste una cosa del genere per quanto ci risulta a livello mondiale. Questo perché noi abbiamo trovato proprio questo processo di estrazione che permette di semplificare, adesso non posso spiegarlo così in 2 minuti, insomma, no? Però ci permette praticamente di essere qualcosa come 50-100 volte più veloce degli altri, che vuol dire di fatto, no, fare il test multienzimatico o lo faccio o non lo faccio, anche nella ricerca stiamo parlando di questo. Adesso stiamo cercando di andare anche a proporlo sul mercato proprio per questo vantaggio competitivo. Quindi competitor, cioè c'è qualcuno che fa questo, ma non è neanche paragonabile per costi e per prodotto, diciamo così, inteso come servizio di analisi. Bene, riporto una domanda di una partecipante che mi chiedeva, visto che avete parlato di test, insomma è uno dei focus della vostra attività, come gestite il carbon farming? Avete sviluppato dei test specifici per calcolare lo stoccaggio di carbonio nel lungo termine all'interno del suolo? Ecco, allora no. Diciamo questo, io ho anche esperienza in questo, in particolare nel cosiddetto biochar, che è praticamente la carbonificazione nel mio caso dei residui culturali per essere aggiunti nel terreno, raggiungendo diciamo
tempi di permanenza del suolo, mean residence time, no? Di 300-400 anni, cioè per sempre fatto, no? Ma a parte questo, quello che diciamo nel carbon farming noi vorremmo proporci, stiamo iniziando adesso a proporci come test per verificare lo stoccaggio di carbonio nel terreno, dove fondamentalmente esistono due sistemi. Uno è la modellistica, che però sapete come tutti i modelli devono essere validati, richiedono degli input, non sono così facili da avere non ti danno, sono utilissimi, però non ti danno un output che sia, diciamo così, che abbia una rispondenza proprio come si potrebbe fare con un'analisi. L'altra è fare analisi chimica, come si è sempre fatto, che naturalmente resta indispensabile, per poter capire, faccio l'analisi adesso, la faccio fra tot tempo e vedo quanto è variato il contenuto. Questo è possibile e sicuramente dovrà essere sempre fatto, però non ti dà un'indicazione perché il sistema, diciamo così, utilizzabile facilmente, perché la variabilità dell'analisi è abbastanza è consistente, le variazioni sono molto piccole e si richiederebbe un tempo di analisi, una quantità di campioni molto molto elevata. Noi proponiamo questi test, che sono quelle che abbiamo fatto vedere, perché questi, l'attività enzimatica e i microrganismi, la loro quantità, reagisce diciamo, è un indicatore molto potente e soprattutto pronto del trend del contenuto di sostanza organica. Questo Bene, è... la ringrazio. Poi magari ci sarà occasione nelle room di approfondire, grazie anche a Flavio Fornasier di Soliomics. Bene, ora ci trasferiremo appunto nella seconda parte dell'evento, avremo l'occasione di incontrare direttamente nelle diverse room i partecipanti, quindi chiedo al nostro collega Lorenzo D'Andrea di Foxwin di far partire la domanda ai partecipanti. Ciascuno di voi potrà scegliere la room in cui entrare inizialmente, poi ricordo che avrete la possibilità di trasferirvi anche in un'altra room andando a selezionare il pulsante sessioni secondarie e scegliendo la room di vostro interesse. Grazie a tutti, ci rivediamo alla fine dei 15 minuti che avremo nelle room. Eccoci tornati nella sessione principale. Spero che abbiate avuto modo, insomma, visto che le stanze erano molto popolate, quindi ci fa piacere, ci sono state molte interazioni. Vediamo se sono rientrati tutti. Lorenzo, mi dai conferma? Sì, ti confermo, siamo Abbiamo tutti nella sessione principale. Bene, allora grazie a tutti per aver partecipato anche a quest'ultima giornata di pitch. Ricordo poi domani la giornata conclusiva molto importante in presenza con appunto la presenza di tutte le start-up e il pubblico partecipante, la possibilità di interagire anche dal vivo. Domani appunto la giornata si terrà in Auditorium Comelli presso la regione a Udine. E ricordo anche che l'iniziativa non si concluderà domani, ma andrà avanti anche nelle settimane successive, perché sarà possibile per le PMI della nostra regione vedere i vostri pitch anche sul canale YouTube dell'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa. Dalla prossima settimana verosimilmente potranno essere appunto disponibili e sarà l'occasione per dare ulteriore visibilità a tutte le start-up, alle 20 start-up che hanno partecipato a questa iniziativa. Ringrazio ancora tutti per la vostra presenza qui e per l'organizzazione della giornata. Buon lavoro e a presto, ci vediamo domani con chi sarà presente.